Mi chiamo Laura Zambelli Sessona, vivo in Comelico e la mia azienda si chiama Cresco, crescita consapevole, collettiva e colorata. E accompagno le persone, che siano persone individuali oppure aziende, team aziendali, nei loro percorsi di crescita, di consapevolezza, utilizzando quello che di natura abbiamo già nella valle, Valle Comelico, che è proprio la naturalezza, la natura, quindi gli alberi, le montagne, i colori che variano durante le stagioni. È anche un segno di apprezzamento verso il territorio che non ha tante opportunità da offrire, e quindi il mio intento, l'intento della mia azienda è proprio quello di portare alle persone quello che già la valle ha e sfruttarlo appieno per il benessere personale e aziendale. La Val Comelico è un territorio di confine che certamente non offre le stesse tipologie di opportunità che offre un territorio di città, dove le persone sono molto più connesse, sono più servite da servizi eccetera, e le aziende sono molto più innovative. Quindi cosa succede? Che c'è bisogno di ingegno e creatività per trovare quelle opportunità che il territorio già offre, come appunto utilizzare la natura, e questo tipo di attività innovative è possibile replicarle in altri territori affini alla Val Comelico, quali per esempio l'Alto Adige.